Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti le comandone veneziano, siamo su Fly Simulator X, siamo con l'Airbus A319 della Volotea, ragazzi questo esiste perché ho fatto un po' di polemiche su Ryanair, una mia licenza poetica, volevo togliere meno sfizio e me lo sono tolto. Adesso siamo in una tappa reale, Tolosa-Strasburgo, France, quindi tappa francese con Volotea. E niente ragazzi, bando alle ciance, partiamo. Non mi ricordo più un cazzo perché era un po' che non gioco, ma va bene insomma. Andiamo un po' alla cazzeggio. E chiaramente questo è fatto un po', diciamo, una versione ancora un po' beta, questa texture, perché è appena nata, diciamo, quindi se ha qualche problema, speriamo di no, se ha qualche bug, però mi scuso subito. Ok, raga, allora. Tu. One moment, please, one moment. Ok. Apriamo le porte. Se cominciamo con il carico, abbiamo l'aeroporto di Tolosa, questo qua, quindi è con Aerosoft, quello di Strasburgo no, è anche un aeroporto meglio, quindi c'è anche qualche possibilità di avere un volo in manuale, speriamo di no raga, speriamo di no. Papapero, ok, perfetto, carichiamo il tutto, molto bene, stiamo caricando passeggeri, carburante, ok raga, stiamo caricando il tutto, passeggeri, eccolo qua, è il nostro Volotea, me lo godo. Stanno arrivando anche i bagagli. Perfetto. Facciamo una prospettiva qua. Eccolo qua. Molto bene. Molto bene, anche qua. Anche i passeggeri che stanno arrivando. Sentiamoli. Eccoci qua. Allo. Buona chiama boa. Perfetto. Molto bene, molto bene. Ora quando arrivano qua, oh, eccoli qua i bagagli del nostro Volotea. Una delle livree preferite insieme a Meridiana, insieme a Vueling, EasyJet, Ryanair. Queste qua sono le mie preferite, diciamo. Stiamo arrivando a portare i bagagli. L'aeroporto di Tolosa è fatto molto bene. Sono le 17:40, siamo partiti, cioè partiti. Ho iniziato il video che nel gioco sono le 17:40, vediamo a che ora arriviamo. Eccoci qua. Ecco qua che arrivano i bagagli. Ta. I passeggeri sono saliti, ecco adesso arrivano anche i bagagli. Eccoci qua ragazzi. Ok ragazzi, ho parlato con la torre, ho l'autorizzazione, insomma, ho fatto le taxi e il piano di volo IFR e adesso andiamo a inserire il tutto. Tanto che abbiamo anche traffico, attenzione. Uno che sta per partire per Parigi Orly. LFBO trattino LFST LFST. Ok, mettiamo un buon Cume 7. $45. FL un volo rapido 240. Buono. Poi andiamo su piano di volo. La prima è men. Uomo. Men 115,3. Perfetto. Mezin è giusto? Mezin. Ok, Latam. C'è traffico a Tolosa. Latam. Hot Rot. Et Rec. Mamma mia che aerovia. Sembrano alieni. Rec. Rusit.
Rusit. Bulol. Ok. E EPL. EPL. La 113. Clear. Perfetto. Very good, very good. Init 2. Qua abbiamo un 7.7 come indiano. 7.7. E su perf abbiamo un 2 trattino UP 09. 09. Ok. Perfetto, piano di volo inserito. Molto adesso dopo si carica. Tutto caricato. Chiudiamo le porte. Ragazzi, si comincia. Perfetto. Ragazzi, ci siamo. Rock and roll. Abbiamo l'autorizzazione. È tempo nuvoloso comunque a Tolosa, Caldo dappertutto. A Tolosa arrivo io. Da brutto tempo. Dai ragazzi. Take off. Man, Toga, SRS. Perfetto. Check. Me lo godo il Mantoga. Vai che andiamo. 100 knots. Checked. Beat 1. Rotate. Rotate. E si sale. Positive climb. Gear up. Ok, carrello. Navigation. Check. E si gode. E si gode. Ok ragazzi, siamo in salita. E cioè, tempo meraviglioso. Solito culo come indiano. È impressionante. Altitude. È impressionante, impressionante. Arrow reference set and cross check. Solo il cume a ste sfighe. Ok. Non si vede una minchia. Siamo in salita per quota 11.000 e davanti a noi solo nuvolotti obesi. Ok ragazzi, sono dato quota 17.000. Perfetto. Buono. Per il momento solo nuvoloni qui a Tolosa. Speriamo di avere un tempo migliore verso Strasburgo. Guarda che roba. Mamma mia. Tempaccio obeso. Ragazzi, siamo arrivati alla quota crociera. Siamo in volo da un quarto d'ora. 240 e me la godo da morire. Tempaccio osceno, ma va bene, insomma, siamo abituati ormai ragazzi. Vediamo dal punto di vista del copilota. Anche qua nuvolotti francesi. Brutta giornata in Francia. E chiaramente me la becco io, cioè perché mi sembra giusto. Ragazzi, ci siamo beccati la pioggia, il radar me lo segnala, quindi abbiamo settato bene il radar. Comunque pioggia come indiana, pazzesco. Solo noi ci becchiamo la pioggia d'estate. Molto bene. Guarda che tempo ragazzi, guardate il tempo. Mi ha chiesto di virare per prova tanta, non mi è mai successo durante il volo. Spero non siano cagate. Guarda come piove ragazzi. Guardate che roba, oh, ma guarda che tempo. Cioè, tutto il cume se le becca, cioè, impressionante, impressionante. Sì, sì, new weather download completed. Poi aggiornare a sole pieno, grazie. La ringrazio. Qua si sta aggiornando. Ha smesso di piovere qua. Ok. Perfetto, ma guarda che tempaccio. Mamma mia che turbolenze ragazzi. Mamma mia che turbo, guarda che roba. Tempo inaccettabile signori. Tempo inaccettabile.
grazie. Mamma mia che roba. Ci sono lampi, tuoni e saette. Ok, left, forse è il brutto tempo, non lo so, il brutto tempo chiedono di virare, non capisco. Ok, non è successo mentre insomma siamo in fase non di guarda che lampe, guarda che lampe. Guardate la situazione ragazzi. Guardate i lampi. Guarda cosa mi sono beccato. Tempesta pura ragazzi, tempesta pura. No ragazzi non arriviamo oggi, non arriviamo. Oggi non arriviamo perché è una roba mostruosa. Sta succedendo in questo tramonto francese. Sta succedendo il finimondo. Guarda che lampi, guarda che roba. Io non vado più. Ok ragazzi, inizio la discesa. Sì, dobbiamo scendere 11.000. Ho capito stronzo, stiamo scendendo. Un attimo di pazienza. Mamma mia che pesanti. Oh, le torri di controllo francesi sono fastidiosissime. Saccenti e rompicoglioni. Ok. Tramonto. Guardate che bello ragazzi, per fortuna. A Strasburgo c'è il sole. Siamo... c'è andato anche l'arrivo ILS 23. Guardate il sole qua davanti, stupendo. Magico Fly come sempre. Ragazzi sta diluviando. Ho paura, ho paura, ho paura. Mamma mia. Ragazzi ho l'avvicinamento ormai. Tempesta perfetta. La sfiga continua raga. La sfiga continua. O go around. O tempeste. O nebbia. O sti cazzi. Siamo messi molto male ragazzi. Andiamo anche con i freni. Perché qua. Mamma mia. Qua c'è una perturbazione mondiale. Madonna del signor. Mi sto cagando addosso. Mi sto cagando addosso. Guarda che roba, guarda che roba. No, non ce la faremo mai ragazzi, ve lo dico già. Non ce la faremo mai ufficiale. Sarà veramente impossibile. Ragazzi, siamo. Grandissimo cume. Piove. Sto cagando addosso. La cosa è tutta ufficiale. C'è la checklist, però ecco la checklist sta un po' buggando. Localizer captured. Vabbè, cazzi tuoi. Cioè, io ci sono però. Anche senza checklist. Localizer capture. Localizer capture. Dai fiori. Un volo indecente, ragazzi. Guardate il radar meteo. Non ci sono ancora le luci a illuminare Strasburgo, però peccato. Ok ragazzi, anche le luci stanno illuminando Strasburgo. Eccole qua. La bella Strasburgo sotto il diluvio, però porca troia. Clear to land runway 23. Boh, che culo. Oh, stavolta non c'è neanche il go around. E si gode. E adesso tocca a noi ragazzi. Tocca a noi raga. Certo, veramente una sfiga inaccettabile, però. Niente, non mi ha dato l'approccio del checklist, però vabbè. Io comunque il mio l'ho fatto, anche senza checklist, non capisco ogni tanto. Forse probabilmente sto aereo qua comunque l'ho visto leggermente buggato, quindi ancora devono ancora sistemarlo questo volo terra. Dai, come regalaci il sogno, come regalacelo. Tic tac. Tic tac, tic tac. Dai ragazzi, su.
Dai che ci siamo. Siamo a Strasburgo, Sener. Stiamo arrivando perfettamente, eh? 1000. Speriamo bene. Non è stato un volo tranquillo, ve lo dico già, turbolenze, vomito, come si dice? Adesso devo andare in manuale. Pazzesco, che sfiga, oh. Che sfiga. Che sfiga. Guarda come mi tocca andare. Per colpa di sto stronzo che mi ha buggato la checklist. Dai. Ragazzi, siamo arrivati a Strasburgo, ma non sani e salvi. Purtroppo il bug della checklist mi ha fatto dimenticare alcune cose e niente. Il ritorno del Kuma è stato un po' così, tutto perfetto, ma andando con la checklist con il copilota si è buggato, quindi sono stato un po' lungo, ragazzi. Ho tirato giù veramente abbastanza porchi, perché dopo un'ora e mezza di volo è seccante fare così, però dai, siamo arrivati. Un po' sani e salvi, non ho questo parcheggio però purtroppo è troppo piccolo per il GSX, quindi i bagagli sono già stati trasportati. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano e vaffanculo la checklist. Ciao!